Questo appuntamento che si realizza in collaborazione con il Laboratorio regionale di educazione ambientale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, una collaborazione che prosegue da diversi anni proficuamente e che nell'appuntamento di oggi va a riflettere su un progetto dell'ARPA, un paese di Primule e Caserme, sull'utilizzo delle aree militari dismesse. Abbiamo qui con noi, li ringraziamo per essere intervenuti, il direttore dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, Luca Marchesi, Moreno Baccichet, docente universitario e ambientalista, Paolo Fedrigo che è di ARPA Larea Friuli Venezia Giulia ed è l'ideatore del progetto Un paese di Primule e Caserme. Tra l'altro vi ricordo che il documentario verrà proiettato qui in San Francesco sabato sera. E poi abbiamo con noi Alessandro Santarossa, docente universitario, architetto, e anche lui ha collaborato a questo progetto. Io lascio la parola a Sergio Sichenze e buon ascolto. Grazie. Dicevano che facevamo la morte dei topi nelle opere perché di là non si usciva, no? Forse il cittadino normale certe realtà non le ha conosciute nella loro vera pericolosità. Quando si trova lì, domina il mondo. Come scendevamo dai camion, io facevo rompere i sigilli e caricavo le armi. L'elemento primario era l'essere umano fino a qualche decennio fa. C'è un luogo, c'è una posizione. Erano miei figli? Quando si congedavano, ma sai quanti pianti? Santo, sinistra! Dietro front, mai più! Dietro front, mai più! Dentro! A casa si va e non si torna più! Buonasera, vi ringrazio di essere venuti. Vorrei cominciare anch'io con Pierpaolo Pasolini, perché il titolo scelto, Un paese di Primule e Caserme, è stato mutuato, è stato ispirato dal grande poeta. Sono uno che è nato in una città piena di portici nel 1922, in un paese tra il mare e la montagna, dove scoppiano grandi temporali. D'inverno piove molto, in febbraio si vedono le montagne chiare come il vetro, appena al di là dei rami umidi, e poi nascono le primule sui fossi inodori, ed d'estate gli appezzamenti piccoli di gran turco alternati a quelli verde cupo dell'erba medica si disegnano contro il cielo sfumato come un paesaggio misteriosamente orientale. Ora, in quel paese, c'è una cassapanca piena di manoscritti di uno dei tanti ragazzi poeti. Pierpaolo Pasolini, poeta delle ceneri. Oltre ai 40 anni di
della morte del poeta, paradossalmente, o forse fortuitamente, o non si sa perché, oggi celebriamo un altro anniversario. L'8 maggio 1945, 70 anni fa esatti, finiva almeno in Europa la Seconda Guerra Mondiale. A Berlino, sotto i bombardamenti, si arrendevano definitivamente quelle forze che avevano non solo iniziato la guerra, ma avevano cambiato di fatto la faccia della storia. Dal 1945 al 1989 abbiamo assistito in realtà a una pace armata. La guerra che tanto aveva sconvolto non solo i territori europei, ma era stata la vera guerra mondiale, in realtà non finisce. Inizia una guerra cosiddetta fredda, ma non meno inumana. Abbiamo quindi una pace armata. Due blocchi quasi silenziosamente si contrappongono l'uno con l'altro e in questi territori come in altri che rappresentano l'ultimo confine, potremmo definirlo, l'ultima contrapposizione, l'ultimo punto di scontro e paradossalmente mai di incontro, si consuma una guerra silenziosa, di attese, di aspetti. Sembra quasi rileggere le pagine di Dino Buzzati, ovviamente del deserto dei Tartari. Si aspetta per anni che qualcosa possa accadere. Ecco, il totem della guerra, ricordiamo che Vicino e Lontano quest'anno dedica a Totem e Tabù, diciamo il tema fondamentale della sua edizione. Il totem è letteralmente il segno del clan. È considerato il suo spirito custode e grazie al quale i membri del gruppo si riconoscono parenti. È oggetto di tabù, di qualcosa da non violare. Il confine e la guerra fredda, la pace armata costituiva allo stesso tempo un totem e un tabù inviolabile. Sembrava che fosse impossibile poter sopravvivere senza avere un baluardo. Improvvisamente, quasi come se ci fosse stata una qualche motivazione quasi scatenante, come un evento bellico, quasi come se ci fosse stata la ripercussione dell'invasione del 1939 dei tedeschi nella Polonia, c'è l'addio alle armi. Un territorio come il Friuli Venezia Giulia, abbiamo visto, dove l'1,3% del territorio della regione c'è 102 km², occupato da caserme, da poligoni di tiro, da casematte, da camminamenti, da polveriere, improvvisamente tutto questo sistema di difesa, non completamente, ma per la gran parte, scompare. Non ha più ragione di esistere. Non ci sono più quei presupposti per cui la pace armata, questo continuo guardarsi l'un con l'altro attraverso una linea geografica totalmente immaginaria, viene meno. Ecco, su questo concetto, su questo quasi scomparsa, è come se, lo diceva anche il trailer del film che vi invito a vedere domani alle 21, 3 milioni di ragazzi, 3 milioni di nostri figli sono passati per questi territori. Improvvisamente questo sistema, che non era fatto soltanto di strutture, ma era fatto di persone, di sogni, talvolta anche di disperazione. Il nonnismo in alcuni casi imperava, ma creava per esempio legami sociali molto forti. Molti si sono anche fermati, hanno fatto famiglia. Quindi un sistema che non era, ripeto, soltanto militare, ma un sistema di vita scompare, come se improvvisamente pezzi di paesi vanno via.
e questa cosa è avvenuta in maniera relativamente repentina. La nostra inchiesta nasce proprio da questa idea. Che cosa è successo di quei pezzi di territorio che per quasi 60 anni sono stati sottratti al vivere civile? Ecco, Paolo Fedrigo, mio collega, più di 5 anni fa, ha cominciato a porsi questa domanda, che è la domanda che gli rivolgo. Perché è nato Primo le Caserme? Allora, buonasera a tutti. È ovvio che l'invito è vedere il documentario, è sempre un po' specie parlare prima del documentario, no? E Primo le Caserme nasce ancora 7 anni fa. E noi come settore educazione ambientale di ARPA siamo da un po' di anni che collaboriamo con in particolare Cinema Zero di Pordenone e il Festival Le Voci d'Inchiesta. Nell'edizione 2008 ci avevano dato uno spazio libero per presentare un'inchiesta che parlasse di Friuli Venezia Giulia e ovviamente anche di temi ambientali. E in quel momento lì, in un ragionamento assieme ad un amico, un professionista, un fotografo, Fabrizio Giraldi di Trieste, abbiamo deciso di provare a raccontare questo problema per il Friuli Venezia Giulia, cioè la presenza delle aree militari abbandonate. Io vengo da Trieste, in particolare da Opicina, e vicino c'è una caserma abbastanza famosa perché ci ha fatto il militare Guccini, Banne, che cadeva a pezzi. Io fin da bambino ci andavo vicino a giocare e mi era sempre rimasto impresso questo grande edificio che cadeva a pezzi, no? Da dove vedevo passare i carri armati e le camionette, dopodiché il nulla totale. Siamo partiti quindi con una fotoinchiesta sul territorio, scegliendo 10 siti in Friuli Venezia Giulia e entrando fisicamente proprio nelle caserme con i sindaci avevamo già iniziato a capire che era un'esigenza forte, prima di tutto per appunto i sindaci stessi e poi anche per le persone che vivevano in vari paesi. La fotoinchiesta è partita tra l'altro su un dato che avevamo trovato pubblicato su Panorama della Procura Militare di Padova, che ancora nel 2004 aveva dichiarato la presenza di 440 siti abbandonati in Friuli Venezia Giulia, presentandola tra le regioni più militarizzate non solo d'Italia ma anche d'Europa. Abbiamo presentato la fotoinchiesta con qualche dubbio, messa in una fascia oraria anche abbastanza difficile, no? Mi ricordo che era alle 2 di pomeriggio, ma ha avuto subito un grande successo e c'è stata poi la proposta di Tucker Film e Cinema Zero di continuare l'esperienza e quindi creare un documentario. Strano che un'agenzia per l'ambiente decida di fare un documentario, perché non è proprio così normale. L'idea era quella di provare a usare un po' di più di una semplice fotoinchiesta e provare a vedere se il documentario poteva essere per il nostro territorio un volano più che altro culturale e provare a raccogliere tutte quelle che sono esperienze interessanti sulla fase di recupero militare. A questo punto spero che appunto lo vediate domani. È il tentativo di raccontare, di far parlare prima di tutto i protagonisti del territorio Friuli Venezia Giulia, di chi ci è passato per fare militare, chi ha vissuto con i militari, cercando poi di indagare quali sono gli aspetti sociali, economici, ambientali che poi hanno modificato anche un po' il nostro territorio. In questo momento il documentario, che tra l'altro è uscito da un anno, sta girando più che altro i nostri paesi qui in regione, con grande interesse però anche all'esterno del Friuli Venezia Giulia. È da pochi giorni che era stato presentato al Festival della Montagna di Trento e quindi la cosa interessante del documentario è che poi si sono avvicinate delle persone che ci hanno dato un grande contributo. Il gruppo di architetti con Alessandro Santarossa che si sono avvicinati al documentario per poter portare avanti poi un lavoro interessante di mappatura delle caserme presenti nella regione. E se andate a vedere primulecaserme.it, non è, e questo è anche l'obiettivo per noi in ARPA, non è soltanto un documentario, raccoglie l'esperienza di persone che si sono avvicinate al problema dell'abbandono militare da più punti di vista. Dal punto di vista tecnico della mappatura, per noi
da un punto di vista appunto culturale, potrei dire quasi politico, nel senso più alto del termine. Ci sono fotografi da appunto Fabrizio Giraldi, Alessandro Ruziere e altri che sono avvicinati, e poi è stato interessante notare e scoprire anche in questi periodi come tante altre esperienze valide si sono unite al problema militare. L'esperienza di Scarpa e Cervello, che poi sentiremo, è ancora un altro punto di vista su un problema così importante per la nostra regione. Bene, intanto abbiamo inquadrato, allora io abitualmente sono abituato a condurre in maniera abbastanza easy i nostri rapporti. Sentiremo ovviamente i contributi, però Paolo Federico ha introdotto subito un punto nodale su cui secondo me va fatta una riflessione, che ovviamente rimando al direttore generale di ARPA Friuli Venezia Giulia, che ringrazio di essere venuto, ha preso i redini della nostra agenzia dal gennaio di quest'anno, viene dall'esperienza dell'ARPA Lombardia, quindi un'esperienza anche ambientale abbastanza complessa, possiamo definire. Ecco, mi interessava subito una battuta rispetto ovviamente alla sua esperienza, che non è soltanto collegata all'ARPA Lombardia, ma anche è il presidente di Asso ARPA, che è molto importante in quanto è l'associazione che riunisce le agenzie, in quanto il tema ambientale sta diventando un tema strategico e fondamentale. Si aspettava di trovare anche questo modo di affrontare i temi ambientali, che paradossalmente sembrano un po' tangenziale rispetto al cuore di quello che noi trattiamo quotidianamente con grande fatica e impegno. Buongiorno innanzitutto. Sì, io vengo dalla Lombardia e sono qui da poco, e la risposta è no, nel senso che nell'esperienza che ho avuto nell'agenzia lombarda, ma per quello anche che è il mio modo di vedere il sistema delle agenzie regionali per l'ambiente di questo paese, che conosco bene da molti anni e che ho frequentato in vari modi, in vari vesti, una delle cose che mi ha più colpito, insomma, dell'agenzia di questa regione è l'esperienza dell'AREA, devo dire. Se voi avrete modo, e spero che lo avrete domani, di vedere il documentario, per chi non lo conosce, credo che apprezzerete anche il livello tecnico molto, molto elevato di questo prodotto. Ma per chi appunto come me viene da fuori regione e rispetto a una regione che è stata anche per la sua posizione geografica in qualche modo poco conosciuta dal resto del paese, devo dire che un oggetto di comunicazione come questo, anche dal punto di vista di chi fa la struttura tecnica e che poi è chiamato a organizzare attività, persone, misure, sopralluoghi sul territorio, è un modo molto interessante di porre in evidenza la dimensione del problema. Abbiamo visto numeri che per me erano francamente inimmaginabili, ma che so, perché poi ne ho parlato, insomma, con colleghi e persone che vivono qui, visti nell'insieme colpiscono, insomma, per qual è la dimensione davvero della problematica. Quindi in qualche modo l'oggetto, il progetto e la modalità di rappresentazione sono, io credo, un modo molto, molto, molto interessante e di valore di porre sotto attenzione l'argomento. Questo in termini di comunicazione pubblica, di educazione ambientale, ma questo credo anche in termini di rappresentazione per le istituzioni, che a livello della politica e dell'amministrazione regionale e locale, così come a livello della tecnica, quindi per quello che è un ente tecnico di controllo come ARPA, hanno modo, insomma, di riorientare politiche, attività di lavoro, programmi di attività su una priorità, credo che sia una priorità, rappresentata in una serie di dimensioni e di significati culturali multipli che, insomma, arricchiscono proprio anche il modo e i punti di vista da cui osservarla e quindi affrontarla. Allora, la domanda diretta subito sia Alessandro che a Moreno è, prima Alessandro poi Moreno, indifferente, voglio dire, che cosa sono i beni militari abbandonati? Se uno pone questa domanda, no? Perché uno può immaginare beni, no? Quindi qualcosa che ha un valore fondamentalmente, e abbandonati perché, come
ho detto anche io in introduzione, anche dalle immagini penso che sono abbastanza paradigmatiche, no? Esplicite, c'è qualcosa che serviva prima e per i motivi che poi in parte ho cominciato a dire io, ma che affronteremo, non serve più. Che cosa sono e qual è il problema? Beh, non è semplice definire in effetti i beni militari, definirne l'utilità che avevano prima e l'utilità che hanno adesso, per diverse ragioni. Perché significa entrare, prima che andassero in disuso, in seno proprio alle ragioni che hanno portato a costruire questa struttura militare. E spesso, poi con le difficoltà del caso, perché non è semplice, appunto trattandosi di militarizzazione, non è ovviamente semplice capire perché è stato costruito in quel modo, con quella densità. È facile poi scoprire che spesso veniva costruito non con enorme attenzione, cioè le sequenze storiche della Prima Guerra Mondiale, della Seconda e della Guerra Fredda ovviamente rispondevano a una necessità di difendere il territorio, ma molto spesso rispondevano anche a logiche molto complicate da un lato, molto banali dall'altro. Prova ne sono per esempio diversi siti militari che non sono mai entrati in funzione, o addirittura caserme che venivano inaugurate e poi sono state chiuse pochissimi mesi dopo, o anche la presenza di siti militari molto vicini l'uno all'altro che non giustificavano la presenza o dell'uno o dell'altro. Lo sguardo militare è chiaramente uno degli sguardi più attenti sul territorio, però patisce anche una serie di approssimazioni date proprio dalla difficoltà anche della macchina di muoversi. Da un lato c'è anche poi una sorta la grande militarizzazione che ha caratterizzato il Friuli, che è quella della guerra fredda, e che è stata molto ben affrontata anche nello studio di Moreno Bacichette, tutta questa fase di come è stata cresciuta. Pativa anche proprio una debolezza sua intrinseca, che era quella della presenza della NATO, ovvero sembra quasi di vedere che quello che ci hanno fatto fare a noi sul territorio fosse una sorta di piccola messa in scena, perché le modalità poi di gestire eventualmente un conflitto erano ben altre e anche probabilmente molto più violente. Io cito spesso durante le conferenze il fatto che ho avuto la fortuna di leggere una serie di report delle riunioni che venivano fatte dal Ministero della Difesa americana a Washington nel periodo degli anni 50, 60, 65, che era il periodo in cui proprio si costruiva la struttura militare in Friuli, e fa sempre strano vedere come quello che faceva l'esercito militare italiano veniva trattato come se fossero, sì, facciamo giocare i ragazzi, perché ci pensiamo noi eventualmente se dovesse succedere qualcosa. Detto questo, cosa sono i beni militari adesso? Anche questo è complicato. Nel nostro studio abbiamo cercato anche di classificarli e ovviamente non è semplice, perché la famiglia che raccoglie i siti militari è molto ampia. Si va dalla piccola stradina fino alla cittadella militare vera e propria, sino alle enormi aree di esercitazione che tutti conosciamo, che sono appunto nei siti dei Gretti dei Fiumi. Di conseguenza, cosa sono adesso questi siti militari? È un campo molto aperto, perché anche qui si va appunto dalla stradina, che è stata ringlobata naturalmente nel ciclo di trasformazione del territorio, alla piccola caserma, fino alle grandi estensioni. Udine ha un problema rilevante da questo punto di vista, e anche le risposte sono molto difficili da dare. Perché? Perché tolte le caserme che hanno in sé un valore immobiliare di un qualche tipo, appunto una caserma in centro storico può avere un certo valore immobiliare, anche se poi dipende anche dalla grandezza. Per esempio il caso di Udine è lampante, caserme talmente grandi che iniziano ad avere una dimensione paragonabile a quella del centro urbano, anche il valore immobiliare è abbastanza scivoloso come definizione. Ma tolte queste, e tra l'altro il Friuli non è una regione che ha grandi polarità cittadine, non è la Lombardia che è a Milano, che è in grado di assorbire e digerire anche colpi grossi. Tolti i 4 capoluoghi, che comunque sono piccole città, l'enorme estensione dei siti militari interessa paesi minuscoli, e lì cercare di capire cosa fare diventa veramente una sfida complicata. Moreno.
Adesso Se sono io? vediamo Ecco. Eccoci. No, c'è questa cosa qua. Credo che ci sia un problema di Vedete, ti danno un gelato. Vediamo se Che visto adesso il ca- forse visto la stagione- staccandolo, adesso funziona, staccandolo. Allora, credo che, come diceva Alessandro, ci sia un problema di conoscenza. Per capire la dimensione dei fatti militari bisognerebbe riuscire a avere una ricostruzione dei fatti storici. Io mi interesso di storia del territorio e gli archivi sarebbero delle cose estremamente importanti per fare questo. Noi siamo in una situazione in cui la costruzione della grande macchina da guerra italiana per difenderci dal pericolo dell'Armata Rossa in realtà non è studiabile, non si può studiare perché non è come un archivio normale e quindi non si studia come un qualsiasi altro fenomeno territoriale. Eppure dietro a questa infrastrutturazione ci sta bene o male quello che io ritengo sia stato il primo piano territoriale del Friuli Venezia Giulia, non è quello del 78 iniziato pochi anni prima e pubblicato dalla Regione dopo il terremoto. In realtà il primo piano che mette mano a una serie di vincoli, a una serie di prescrizioni, anche al ruolo di alcune province rispetto ad altre, è quello dei militari e questo influirà moltissimo e veniva capito molto bene nel dibattito parlamentare degli anni 50, degli anni 60. Quindi c'è un grosso problema, quello di costruire la dimensione di questa infrastruttura e poi anche il carattere pulviscolare che questa ha, nel senso che non si tratta di un disegno facilmente immaginabile guardando una cartografia, perché le specializzazioni delle opere devono essere lette con una lettura di tipo militare. Quindi ci possono essere anche delle opere piccolissime che però avevano un ruolo estremamente importante. Faccio un esempio concreto, la linea delle mine atomiche realizzate dalla NATO negli anni 60 ovviamente erano dei piccoli centri, dei piccoli nuclei all'interno della grande maglia porosa della fortificazione invece controllata dai militari italiani, però ovviamente queste avrebbero avuto uno scenario rispetto a cosa sarebbe successo in caso di attacco catastrofico per le regioni soprattutto goriziane e udinesi. Quindi la necessità di aprire gli archivi secondo me è determinante perché almeno quello che abbiamo imparato noi dal lavoro fatto è che c'è ancora moltissimo da capire e da conoscere, c'è tutto da capire e da conoscere perché il dibattito che c'è stato in Friuli è stato molto spesso sulle alcune pressioni senza riuscire a capire quella che era la strategia della pressione e della costruzione della macchina da guerra. L'altra questione, e quindi se la dimensione storica è difficile perché poi è cambiata nei diversi periodi, dopo il 70 le aree militari si restringono sensibilmente o le aree interessate da iniziative militari si restringono. L'altra questione è invece i residui che sono rimasti sul territorio, perché di residui dobbiamo parlare. Se c'era una politica che li collocava nel momento di attività, quale politica dobbiamo sostituire a questo? Perché il problema non è solo estetico o architettonico, come restaurare una cosa o che funzionalità dare, ma proprio il significato che circa 1500 strutture tra grandi e piccole hanno, perché stiamo parlando di quest'ordine di grandezza qui, 220 sono dichiarate dismissibili, altre circa 400 dovrebbero esserlo prossimamente, ma poi ci sono un pulviscolo di postazioni, di bunker, di luoghi di tiro che rende la cosa ancora più complicata e la macchina ancora più difficile da digerire. Bene, allora, io volevo parlare con Paolo chiaramente entriamo in un aspetto, abbiamo sentito il fenomeno è molto complesso, no? Quindi la tua idea iniziale, diciamo, da questa immagine di bambino che sulla sua bicicletta passa per Banne poi alle idealizzazioni e poi alla realizzazione di un progetto. Siccome il progetto non è cominciato con una fotoinchiesta ed è poi proseguito in realtà con andare fisicamente a girare con il cavalletto sulle spalle in un'estate tra l'altro abbastanza torrida, giusto per dirla,
un aspetto mi interessava, dalle interviste che avete fatto, che cosa avete percepito? Perché il video, per chi io vorrei incuriosire anche i nostri ascoltatori di venire qui domani, ma delle interviste dal punto di vista sociale, che cosa è successo? Qual è la tua sensazione, a parte tutto ciò che hai studiato, ma proprio come avevano voglia di raccontarsi, chi aveva vissuto quel periodo anche all'interno di questo sistema di difesa, che al di là della, come posso dire, naturale timore di svegliarsi nel cuore di notte e di partire per una qualche, come dire, missione, c'era anche la costruzione di rapporti forti che sono proseguiti al di là del tempo. Intanto ci tengo a dire che il lavoro grosso, diciamo, sul campo col cavalletto sulle spalle l'ha fatto soprattutto Diego Clericuzio, il regista, sarà qui domani sera proprio ad introdurre il documentario. È stato forse interessante il lavoro di scrittura del documentario, perché io nel documentario ho cercato di seguire di più quelli che potevano essere gli aspetti legati ai temi ambientali. Riccardo Costantini, altro nome importante per il documentario, ha scritto la parte più socioculturale ed economica, e ovviamente Diego ha poi realizzato. Quello che posso dire è che sicuramente, soprattutto nel primo lavoro di fotoinchiesta, abbiamo visto fin da subito, e penso sia anche un'esperienza comune, Moreno Bacichet, la voglia comunque di capire perché delle strutture sono rimaste abbandonate, capire cosa farne e ovviamente poi affrontare i problemi che restano sul territorio. Il progetto parte da un'agenzia per l'ambiente, il problema ambientale c'è sotto vari aspetti. Più di qualcuno, quando siamo entrati con i sindaci all'interno delle caserme, qualcuno del posto voleva entrare, voleva andare a vedere, no, cosa c'è vicino a casa. Difficile, perché in tante caserme non si può entrare anche per problemi di sicurezza in base a come sono messe le strutture, però di base magari sono caserme che si trasformano in discariche a cielo aperto. C'è un problema che poi magari tratteremo, delle coperture che ancora rimangono, i tetti in amianto, i serbatoi interrati per i carburanti, ma c'è anche un altro aspetto interessante che poi in realtà esce dal punto di vista fotografico, però è un paesaggio che è stato modificato, ci sono finte isole, finte colline, basta fare una passeggiata nella zona di Passo Monte Croce Carnico e proprio salendo il passo c'è il sentiero che va al rifugio, il primo rifugio appunto a 1 ora e mezza dal passo, e c'è una caserma che non si vede ed è completamente scavata nella parete della montagna, no? Che rientra tra l'altro nella fotoinchiesta. Quindi c'è il problema anche del paesaggio e c'è poi la voglia di chi racconta di paesi che sono in un certo senso, non dico morti, ma ovviamente hanno visto cedere le principali attività economiche. Si parla di Valbruna, la zona del Tarvisiano. E c'è chi poi nel documentario ancora è la voce di chi ha fatto il militare, quindi come esperienza che gli ha dato tanto a livello anche di rapporti umani, chi l'ha vissuto in maniera drammatica, no? Ecco, noi, e questa è stata anche la difficoltà del documentario, ci rendiamo conto che è anche un documentario, possiamo dire, sperimentale, perché assomiglia molto di più ad un reportage, con le voci di chi abbiamo trovato a un certo punto. Dovendo scegliere a che taglio dare il documentario, era molto difficile scegliere un documentario ad esempio autoriale, cioè passare attraverso una storia per rappresentarle tutte. Abbiamo scelto di far parlare più persone e c'è la voglia di parlare sicuramente, ma ancora adesso se si va all'interno dalle valli in montagna fino al mare, c'è chi ovviamente si chiede che cosa succederà di tutto questo, no? Sì, certo. No, ma hai lanciato un assist fondamentale. Io ovviamente per la nostra agenzia, che sono, possiamo dire, le coperture d'amianto. L'amianto, sapete, è un problema vastissimo che ha toccato in maniera, e tocca in maniera drammatica la nostra regione, però c'è un dato fondamentale su cui vorrei discutere col dottor Marchesi. L'autority ambientale, la nostra agenzia, ovviamente viene chiamata per fare interventi su tantissime matrici ambientali. Ecco, secondo lei qual è il ruolo che all'interno di questo, abbiamo capito, fenomeno complesso, ancora forse in gran parte da scoprire,
non dimenticandoci che ci sono ancora attività militari in atto, che in un certo senso toccano non solo il territorio ma anche la sensibilità delle persone. Chiaramente la nostra agenzia può e credo debba svolgere un ruolo. Sì, certo. Quello che accade oggi in vero è che l'agenzia interviene su una segnalazione, su un esposto. Tipicamente c'è la situazione di una caserma abbandonata, e vale la caserma abbandonata, ma vale l'area dismessa, su cui c'è una segnalazione e il cittadino vede superfici d'amianto ammalorate, quindi sa, insomma, perché ormai lo si sa, no, che la pericolosità dell'amianto è connessa al suo essere ammalorato, quindi alla possibilità che le fibre di amianto si disperdano nell'atmosfera. Su questo tipo di segnalazione l'agenzia è in grado e fa comunemente un intervento di verifica che consiste nel sopralluogo, laddove serve nel porre in atto una serie di misure di fibro-aerodisperse al fine di fornire un'indicazione, auspicabilmente di rassicurazione, altrimenti un'indicazione su quello che è l'intervento di messa in sicurezza da fare. Devo dire che finora si è molto nella logica della risposta alla segnalazione. In vero, se parliamo dell'amianto, il tema non è circoscritto ai siti militari, insomma è una tematica molto